Il Premier riferisce alle Camere, ma una bozza del nuovo DPCM che sarà licenziato nelle prossime ore ancora non c'è, dicono i presidenti di regione, che si sono incontrati con il governo in 2 riunioni fiume ed una terza in programma in serata per delineare le mosse. Una cornice nazionale è quella invocata dal presidente del Veneto in tematiche come quella della scuola, con interventi però territoriali. In Veneto la situazione epidemiologica all'oggi, e sottolinea all'oggi Zaia, non è da lockdown, pronto però a soluzioni anti-assembramento. Sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, dopodiché probabilmente prima di notte ci sarà un'altra convocazione, ovvero la terza in 24 ore, con le regioni, i comuni e le province, o meglio il rappresentante dei comuni e il rappresentante delle province e tutte le regioni, e dopodiché cercheremo di capire che proposta ci sarà. Da parte nostra siamo assolutamente pronti a dar corso ad eventuali restrizioni, ma non sicuramente sul fronte delle attività produttive. I modelli provvisionali del Veneto indicano a metà novembre il picco di ricoveri e contagi, con la speranza che poi si entri nella fase discendente. Se così fosse, vuol dire verosimilmente che potremmo pensare a un picco intorno a metà 15-20 di novembre. Perché se ci pensate, noi diamo come inizio i primi giorni di ottobre, quando la curva inizia a muoversi, se pensiamo che il periodo ipotetico sia di 90 giorni, vuol dire che la metà è 45, dai primi di ottobre 45 giorni a metà novembre, più o meno questo è il ragionamento. Speriamo sia così, stiamo andando avanti sia col modello previsionale ma anche ovviamente sotto l'aspetto clinico. In questo momento diciamo che non intravediamo assolutamente soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti. Per la scuola pare di capire che potrebbe essere accettabile la didattica a distanza per tutti, a patto che sia concesso ai genitori un congedo parentale al 100%. Quanto alle ipotesi di disporre misure restrittive per gli anziani, Tutti pensano agli anziani, pensano sono robe coercitive. Ve ne dico una invece che è intelligente e penso che potrebbe servire a far capire anche quella filosofia. Siccome vediamo che il tasso di ospedalizzazione relativo agli over 70 è un tasso importante e anche sul fronte della mortalità, pensare di poter garantire, di poter andare a fare la spesa al supermercato dalle 8 del mattino, che so, alle 9, alle 10, e garantire solo a quella fascia d'età l'accesso, cioè metti in sicurezza rispetto a magari a contatti con eventuali superdiffusori.